Campo allagato, neve che cade incessante sul terreno dello stadio Gaetano Michetti, freddo e vento gelido che taglia il fiato e le gambe. Il derby tra Pisticci e Matera Sassi inizia così, con un gruppetto di tifosi materani pronti a sfidare le intemperie nella tribuna scoperta riservata agli ospiti e quelli di casa che cercano di riscaldarsi con i fumogeni e i cori di incitamento per la loro squadra. Nonostante tutto, l'arbitro Stellone di Foggia dà il via all'incontro, che somiglia a tutto tranne che ad una partita di calcio. I giocatori faticano a rimanere in piedi e figuriamoci nel controllo della palla. Le due squadre sono entrambe alla ricerca di un buon risultato, di un segnale che dimostri la fine di una crisi, ma le condizioni in cui si gioca non consentono a nessuno di rendere al meglio. La manovra si concentra così nella metà campo, anche perché un tiro in porta potrebbe essere difficile da gestire per i due portieri. Al 20° ci pensano Andrulli e Neroni con 2 inutili falli di reazione a creare qualche spunto di cronaca. L'arbitro li manda negli spogliatoi prima del tempo a godersi il tepore della doccia. Dopo qualche minuto c'è un tiro di Villano che costringe Occhiuzzi alla deviazione in corner, poi un passaggio all'indietro di Cristallo che rende la vita difficile al suo portiere Scaldaferri. Sono le uniche emozioni di un primo tempo che regala ai tifosi solo tanto freddo. Allo scadere del 45° si fugge negli spogliatoi. Dopo qualche minuto l'arbitro torna in campo con i capitani e gli allenatori e decreta la sospensione della gara. Meglio tardi che mai. Non era una partita di calcio, il tempo, per il primo e secondo tempo non la volevamo interrompere. Come mai in queste condizioni che cosa può dare una partita del genere? Spettacolo zero, però nel secondo tempo avremmo avuto vento a favore e quindi le conclusioni da fuori sarebbero state sicuramente più efficaci. È difficile anche mantenere la mente lucida in questa situazione per i giocatori. Certo, è difficile per i giocatori, per i miei, ma anche per quelli del Pisticci, per cui era un problema che avevano tutte e due le squadre. Ripeto, nel secondo tempo magari se non ci fosse stato un freddo così intenso, il campo ghiacciato, avremmo potuto col vento a fuori giocare meglio.